Eccoci con Matteo Pivetta, vedo allegro e sorridente, insomma il risultato ce lo permette, è stata una partita vera, giocata fino in fondo, cosa ti è sembrata? Insomma, come prima uscita direi che la squadra ha fatto una buona prova, sicuramente dobbiamo migliorare molto, visto che comunque abbiamo incontrato una squadra che è molto giovane e quindi saremo costretti a migliorare per comunque fare un campionato di un certo tipo. Siete partiti forte, siete un po' calati nel secondo tempo, la sensazione proprio a livello fisico qual è? Ma insomma stiamo continuando a lavorare perché il mister comunque ci ha fatto lavorare anche lunedì e ieri, quindi abbiamo una gamba ancora un po' pesante e contiamo comunque per domenica all'inizio del campionato di essere pronti. Prima del campionato c'è fra 3 giorni un'altra partita, proprio con chi giocheremo poi la prima di campionato. Pensate di recuperare appieno, siete belli carichi insomma? Sì, insomma la partita è un derby, quindi la carica c'è per forza, insomma, non serve prepararla molto la partita. Andiamo invece un attimo a dire qualcosa di te. L'anno scorso tu dove giocavi? Sono un ex, diciamo, ecco, della partita, quindi sono stato il capitano per 5 anni a Musile. Quindi... Perciò l'ex di turno, c'era un po' di emozione? Ma diciamo che comunque io sono di Musile, quindi è la squadra del mio paese. Sono stati 5 anni belli, insomma, tutto qua. Bene, grazie Matteo. Grazie a lei.